Buonasera, benvenuti alla TG Sicilia. Vediamo quali sono i principali fatti di oggi. Notificato l'avviso di conclusione indagini al presidente dell'ARS Gaetano Galvagno, cadono le accuse relative alle utilità personali, resta il peculato per l'uso dell'auto blu, oltre che per lui la procura di Palermo si prepara a chiedere il giudizio per altri 6 indagati. Palermo, domani l'autopsia sul corpo della piccola Maria morta dopo aver ingerito della benzina, indagata come atto dovuto per omicidio colposo la madre. La bambina non era sola a casa, è morta tra le mie braccia, è la versione della donna. 2 bambini morti annegati e una persona dispersa nel canale di Sicilia, l'ultimo naufragio di un gruppo di migranti documentato dalla ONG di Sea-Watch che denuncia le navi di soccorso europee hanno scelto di non intervenire. Delicato intervento intrauterino al Policlinico di Catania. La piccola era affetta da una voluminosa cisti ovarica che è stata rimossa alla 34esima settimana. Mamma e figlia stanno benissimo. Emergenza idrica a Caltanissetta, ha presentato un esposto alla Guardia di Finanza contro Siciliacque dai consiglieri di maggioranza e opposizione per fare luce sui continui disservizi e le interruzioni dell'erogazione. Ad Adrano nel Catanese problemi per i distacchi di energia elettrica. È in arrivo il Sicilia Express, il treno speciale promosso dalla regione siciliana contro il caro voli. Il convoglio, partito alle 12:30 da Torino Portanuova, arriverà a Messina verso le 10 di domani. Calciomercato, Catania pronto a ufficializzare Martic e Corbari, il neo rossazzurro. Pieraccini dice: so come si vince, l'ho fatto 2 anni fa a Cesena con Toscano. Bentrovati. È stato notificato l'atteso avviso di conclusione indagini al presidente dell'ARS Gaetano Galvagno. Cadono le accuse relative alle utilità personali, ma resta il peculato per l'utilizzo dell'auto blu. Con lui la procura si prepara a chiedere il giudizio per altri 6 indagati. Manlio Viola. Corruzione e peculato per Gaetano Galvagno, presidente dell'ARS, e altri 6 imputati, ognuno con le proprie responsabilità. La procura di Palermo si è presa fino all'ultimo giorno utile e oggi ha notificato gli avvisi di conclusione delle indagini che preludono la richiesta di rinvio a giudizio per 7 imputati complessivamente. Oltre al presidente dell'Assemblea, l'avviso di conclusione delle indagini viene notificato anche alla sua ex portavoce, Sabrina De Capitani, agli imprenditori Marcella Cannariato, che ha pendente anche un altro procedimento con analogo avviso di chiusura delle indagini, notificatole insieme all'assessore Elvira Mata in altro filone della medesima inchiesta, e Nucciola Ferlita. Nel calderone anche altri 3 personaggi minori di questa inchiesta. Si tratta di Alessandro Alessi, titolare di una società che organizza eventi per conto della Fondazione Dragotto, Marianna Amato e Giuseppe Cinquemani, segretario particolare di Galvagno. Per il presidente dell'ARS però cadono alcune delle principali accuse finite sui giornali, in particolare quelle relative ai biglietti gratis ottenuti per vari spettacoli e quelle per l'abito in regalo. Tanto basta allo stesso presidente per sentirsi sollevato rispetto all'intera vicenda, che comunque non è certamente conclusa. È stato lo stesso Galvagno a confermare la notifica dell'avviso di conclusione, sottolineando però che non ci sono più i benefit a titolo personale fra le accuse. Registro con soddisfazione e ha detto che sono state escluse tutte le presunte indebite utilità che avrei percepito a titolo personale. Naturalmente di accuse ce ne sono altre, ma lui ritiene di poter spiegare tutto appena avrà i fascicoli per intero. Resta in piedi fra l'altro il peculato legato all'uso dell'auto blu. Ieri, durante la cerimonia del ventaglio, Galvagno aveva affrontato il tema sostenendo che la rinuncia è stata una scelta legata alla scarsa chiarezza del regolamento dell'Assemblea. Ho dato mandato al segretario generale Scimè, ha detto di formulare un nuovo regolamento chiaro, scritto in modo che lo capiscano anche i bambini dell'asilo, per evitare in futuro incidenti del genere. La Procura di Gela ha aperto un'inchiesta sull'incendio che ha devastato la riserva naturale della Sughereta di Niscemi. Crescono i sospetti su un'origine dolosa del rogo. Gerry Italia.
La Procura di Gela ha aperto un fascicolo d'inchiesta sul devastante incendio che ha cancellato la riserva naturale della sughereta di Niscemi. I magistrati vogliono capire se dietro quel fronte di fuoco lungo oltre 5 chilometri ci sia la mano dell'uomo. Le indagini partono dai primi rilievi effettuati dalle squadre antincendio, impegnate per oltre 48 ore a contenere le fiamme. Ma c'è un dettaglio che ha fatto scattare l'allarme tra gli inquirenti. Il fuoco, domato in un primo momento, è ripartito in diversi punti nel pomeriggio, un'anomalia che rafforza l'ipotesi del dolo già ipotizzata dal sindaco di Niscemi Massimiliano Conti. Non può essere un incidente, aveva dichiarato il primo cittadino all'indomani del rogo, è un progetto criminale contro un patrimonio naturale e ambientale inestimabile. Parole nette quelle di Conti che trovano eco anche nei corridoi della procura. A bruciare sono stati ettari di bosco e habitat protetto in un'area sotto vincolo ambientale e simbolo della biodiversità siciliana. Ma c'è un altro dettaglio che pesa sull'inchiesta. Le fiamme hanno sfiorato l'area militare americana del MUOS, una zona ad altissima sorveglianza. Improbabile, secondo molti, che chi ha appiccato il fuoco sia riuscito ad agire senza lasciare tracce. Le indagini della Procura sono ora concentrate sull'individuazione di eventuali responsabili e sul movente. Intanto la conta dei danni è ancora in corso, mentre sul futuro della sughereta pesano domande che al momento rimangono senza risposta. Mi è morta tra le braccia la madre della piccola Maria, deceduta dopo aver ingerito della benzina. Racconta cosa è successo nell'abitazione sabato scorso. La donna è indagata per omicidio colposo. Domani l'autopsia. Marco Gullà. Si sarebbe allontanata per qualche istante dalla stanza in cui c'era la bambina. Maria in casa non era sola. Lo dice in lacrime la mamma della piccola, morta a Palermo sabato scorso. Lo dichiara tramite anche il suo legale. La donna, indagata per omicidio colposo, ma come atto dovuto, doveva andare in bagno e avrebbe chiesto ad un altro figlio di controllarla. Poi la crisi epilettica, le manovre per salvare Maria, tetraplegica a letto, infine la morte. L'avvocato della famiglia ripercorre quegli attimi terribili. Al suo ritorno alla stanza vede la bambina in piena crisi epilettica e ahimè non era la prima. Ha cercato di tenere la figlia a fare le manovre che ormai ha imparato nel corso degli anni gestendo questa malattia e ad un tratto purtroppo ha sentito esalare l'ultimo respiro alla piccola Maria che si è accasciata. I familiari sono certi che l'autopsia di domani chiarirà tutti i dubbi, a cominciare dall'odore di benzina rilevato sui vestiti dell'undicenne. Ma Maria ha ingerito benzina? C'è una bottiglia di benzina in casa, naturalmente sotto gli occhi della signora evidentemente no, non abbiamo elementi che ci spingono fino a questo istante a poter ipotizzare qualcosa del genere. Hanno un motore, quindi non avendo un box sono costretti a... Stabilire il momento esatto e le cause della morte sarà determinante per comprendere cosa sia realmente accaduto. 2 bambini morti annegati e una persona dispersa. Il naufragio di un gruppo di migranti documentato in diretta dalla ONG Sea-Watch che denuncia "potevamo salvarli". Lorena Dolci. È lunedì quando Seabird, l'aereo della Sea-Watch, una delle ONG che perlustrano il canale di Sicilia, avvista questa imbarcazione alla deriva. A bordo 90 migranti, sono in mare da 3 giorni. 2 persone sono già in acqua, sembrano solo puntini, la disperazione è troppo lontana. L'ONG allerta immediatamente le autorità chiedendo aiuto. Frontex, l'Agenzia Europea per le Frontiere, riferisce Sea-Watch, arriva 6 ore dopo, vede il natante e se ne va. Passano le ore, è martedì. La barchetta ha un guscio in metallo che affonda rapidamente. Un mercantile cerca di soccorrerli. Durante le operazioni di salvataggio la barchetta si rovescia. È la cronaca di una tragedia. Tutte le persone finiscono in mare, 2 bambini non ce la fanno, scompaiono tra i flutti, una persona è ancora dispersa. E siamo all'oggi. Quei migranti con l'orrore negli occhi sono ancora sul mercantile, in balia del loro destino. Le motovedette della Guardia Costiera potrebbero essere lì in poche ore, ma non ricevono l'ordine di farlo. Anche la nostra nave Aurora avrebbe potuto intervenire, ma si trova incatenata in porto per via di leggi ingiuste che fanno di tutto per ostacolare la presenza del soccorso civile nel Mediterraneo. È un sistema che sta facendo ciò per cui è stato progettato, conclude la ONG, lasciare che le persone anneghino ai confini dell'Europa, silenziosamente e sistematicamente. A Menfi, nell'Agrigentino, 9 arresti dopo l'accoltellamento di un egiziano avvenuto 2 settimane fa. Sono tutti giovani, dai 18 ai 21 anni. La rissa sarebbe nata per uno sguardo di troppo in uno dei locali della località balneare. Davide Sardo.
Un'aggressione brutale in piena notte su una spiaggia affollata di giovani. A Menfi, in località Portopalo, nell'Agrigentino, un ragazzo egiziano è stato circondato, insultato, pestato e accoltellato da un gruppo di coetanei. Una spedizione punitiva scattata, secondo gli inquirenti, per uno sguardo di troppo. Era la notte del 13 luglio. La vittima, colpita con bottiglie rotte e lame, è finita in ospedale in gravi condizioni. Prima a Sciacca, poi trasferita al San Giovanni di Dio di Agrigento. Ora le sue condizioni sono in miglioramento. Oggi la svolta. I carabinieri hanno eseguito 9 ordinanze di custodia cautelare ai domiciliari, tutti giovani tra i 18 e i 21 anni, 8 residenti a Santa Margherita Belice, 1 a Montevago. Le accuse: porto abusivo di armi e rissa aggravata. Durante le perquisizioni i militari hanno sequestrato tirapugni, un coltello a serramanico, un bastone sfollagente e persino una pistola a giocattolo senza tappo rosso, elementi che aggravano un quadro già pesante. A guidare le indagini è la Procura di Sciacca, che non esclude ulteriori sviluppi. L'inchiesta punta ora a identificare tutti i partecipanti a quella notte di violenza inaudita. Un posteggiatore denunciato dalla polizia mentre occupava illegalmente il parcheggio degli uffici comunali in piazza Giulio Cesare a Palermo. Ai turisti avrebbe chiesto 30 euro per parcheggiare l'auto per 2 giorni. E adesso a Catania, delicato intervento intrauterino al Policlinico. Mamma e figlia stanno benissimo, la piccola era affetta da una voluminosa cisti ovarica, il successo grazie a un intervento multidisciplinare. Roberta Lunghi. È tranquilla e non fa altro che sorridere, nel sonno i suoi sorrisetti sono la mia gioia. Adesso per questa giovane mamma è solo gioia, dopo la preoccupazione per la sua Alice, alla quale durante la gestazione è stata riscontrata una voluminosa cisti ovarica che occupava quasi per intero l'area addominale. Abbiamo scoperto questa cisti ovarica alla 31esima settimana. Mi hanno ricoverato e giorno dopo giorno monitoravamo questa cisti proprio tutti i giorni tramite ecografie. Abbiamo fatto un'aspirazione a 36 settimane di questo liquido della cisti ed è andata benissimo. A fare tornare il sorriso a questa mamma è il delicatissimo intervento intrauterino eseguito nel reparto di ginecologia e ostetricia del Policlinico di Catania con una procedura di aspirazione ecoguidata che ha permesso di svuotare la cisti alla 34esima settimana prima della nascita, poi avvenuta naturalmente alla 38esima settimana. Un successo nato da un intervento multidisciplinare tra i direttori e professori delle unità operative complesse di ginecologia e ostetricia Liliana Mereu, di chirurgia pediatrica Vincenzo Di Benedetto e di neonatologia Eutin Pasqua Betta. Che in genere queste sono patologie che vengono poi trattate postpartum dal chirurgo pediatra e avrebbe costretto da un lato noi in realtà a dover far partorire la donna con parto cesareo. La storia di una sanità siciliana fatta di professionalità e umanità per mamma e figlia, l'abbraccio dei medici è stato ricco di emozione e Sofia, dopo la sua esperienza, dice grazie e ricorda l'importanza di controlli e monitoraggi quando si vive l'attesa di un figlio. Ogni giorno io dicevo è un giorno in più di crescita per la bambina, controllarla ogni giorno era essenziale. E adesso invece una notizia, arrivano segnali positivi per il futuro dell'ex stabilimento Fiat di Termini Imerese, lo ha dichiarato l'assessore regionale alle attività produttive Edi Tamaio con i rappresentanti della Pelligra Holding e delle organizzazioni sindacali. È stato deciso che entro il 15 settembre la società presenterà un cronoprogramma con attenzione alle tempistiche delle assunzioni. L'emergenza idrica, i consiglieri comunali di Caltanissetta, di maggioranza e opposizione, insieme al presidente Bruzzaniti, hanno presentato un esposto alla Guardia di Finanza contro Siciliacque per fare luce sui continui disservizi e le interruzioni dell'erogazione dell'acqua. Rita Cinardi. Rubinetti a secco addirittura fino a 15 giorni. A Caltanissetta la misura è colma e i consiglieri comunali di maggioranza e di opposizione si sono finalmente uniti su un tema ormai non più rinviabile per i cittadini nisseni. A rendere compatto il civico consesso l'emergenza idrica che da anni, ma in maniera sempre più drammatica a partire dall'anno scorso, sta interessando tutta la provincia nissena e in special modo il capoluogo, dove l'acqua in certi casi non è arrivata anche per 2 settimane. Se l'anno scorso l'assenza di fornitura idrica era
era stata causata principalmente dalla scarsità di piogge, quest'anno, quando gli invasi sono finalmente pieni, hanno cominciato a susseguirsi guasti e riparazioni, anche nell'ultima settimana, quando le temperature hanno toccato i 43 gradi. Ieri dunque l'intero Consiglio Comunale ha presentato un esposto alla Guardia di Finanza dove si chiede a Siciliacque di fare finalmente chiarezza. Noi come consiglieri comunali e come cittadini di Caltanissetta abbiamo chiesto appunto alla Procura della Repubblica di far luce su questi eventi. Caltacqua negli ultimi giorni ha rimodulato il calendario della distribuzione, che soltanto per alcune zone continuerà ad essere quotidiana, mentre per altri quartieri è previsto l'arrivo dell'acqua ogni 2 giorni, sempre nella speranza che non si registrino nuovi guasti. E non ci sono soltanto i distacchi dell'acqua, ma anche i distacchi di energia elettrica che purtroppo ricorrono soprattutto nei mesi estivi. Cisal chiede un piano di interventi dell'Enel nell'isola, mentre c'è chi nel catanese, come il sindaco di Adrano, ha alzato la voce e ha ottenuto finalmente delle risposte. Sentiamo. Ondate di calore con temperature da record e blackout elettrici, binomio esplosivo per il quale i disservizi diventano sofferenza estrema per i cittadini dell'isola. Scolpita nella mente dei catanesi la situazione drammatica della città nel 2023, quando AFA, roghi, distacchi Enel e carenza acqua determinarono un circolo di problemi difficili da arginare. Anche in questa estate i campanelli d'allarme hanno cominciato a suonare. Già dal primo weekend di luglio la provincia di Palermo è stata oggetto di blackout diffusi, così come quella di Catania e la città di Catania nel centro storico. Le cose non sono andate meglio nel messinese, con ripetuti e continui distacchi e rialimentazioni. Tutto ciò avviene perché le reti non sono adeguate agli standard moderni, non sono nella condizione di erogare servizi puntuali ed efficienti, tant'è che l'ARERA, l'autorità per l'energia elettrica in Italia, combina delle multe salate all'azienda Enel. Ad Adrano, nel catanese, il sindaco Mancuso ha alzato i toni, però preoccupato per i continui distacchi nel comune e con agosto dietro l'angolo. Spero che non bisogna avere la voce grossa per ottenere quello che è normale per tutti i cittadini. Ottenere attenzione dunque si può, ma non basta. Per Cisal la richiesta è chiara. Che ci sia un piano di investimenti reale, puntuale e non sempre i soliti annunci che vedono sempre puntualmente la stessa scadente qualità del servizio. Diritto di vivere, la manifestazione che si è svolta questa mattina davanti il carcere Ucciardone di Palermo. I 3 garanti territoriali siciliani, Palermo, Messina e Siracusa, hanno aderito. Situazione drammatica in alcuni istituti siciliani. Sentiamo. Suicidi che aumentano, il caldo che avvolge le celle, topi e blatte nei corridoi. È la situazione di molte carceri siciliane da girone dantesco. Questa mattina, davanti il carcere Ucciardone, i 3 garanti territoriali siciliani di Palermo, Messina e Siracusa hanno aderito alla manifestazione Il diritto di vivere e poi il sovraffollamento con 8-10 detenuti in celle di pochi metri quadri, come a Pagliarelli o Ucciardone. La nona sezione io la definisco esplosiva. Dicevo prima, se c'è qualche ventilatore, grazie al regalo che è stato fatto da parte dei cittadini palermitani. Ci sono le pareti scrostate, i servizi igienici che sono veramente vecchi, saturi, c'è una doccia per ogni piano. E la situazione è più che delicata anche a Siracusa. All'interno del carcere in questo momento c'è un'infestazione da parte di cimici. 47 suicidi tra i detenuti e 3 tra gli agenti penitenziari dall'inizio dell'anno, numeri desolanti. Un malessere che bisogna in qualche modo curare, non con false promesse, non con ideologie, ma con atti pratici, concreti, non con la presupposizione che forse costruendo altri istituti si possa allentare questa pressione di sovraffollamento. È impossibile. In Italia minimo ci vogliono 10 anni soltanto per arrivare a avere tutti i permessi, i progetti approvati e poi puoi costruire. Nel frattempo che cosa si fa? Discariche e degrado, le vostre segnalazioni ci portano questa volta al villaggio Dusmet di Catania. È andato Tonino De Mano. Rifiuti inerti
Eternit, con le sue cancerogene fibre d'amianto. Ancora una volta sale alto il grido d'allarme dei cittadini catanesi che a sua volta denunciano altri cittadini, quelli incivili che non rispettano le regole e soprattutto quelli che, incuranti per gli effetti sulla salute, continuano a scaricare ogni cosa ed in ogni luogo. Questa volta siamo in via Bernardo Colnago al villaggio Dusmet per alcune segnalazioni arrivate al numero di WhatsApp 342 74 55 005. Quello alle mie spalle è Eternit, è parcheggiato là da circa 3 settimane. Ho parlato con i netturbini, giustamente non ne hanno colpa neanche loro e mi hanno detto di fare la segnalazione. Siamo in pericolo perché mi dicono è pericoloso e non lo possiamo togliere noi. E chi lo dobbiamo togliere noi? Discariche non solo, visto che la vegetazione incolta può innescare pericolosi incendi. Ho l'incubo e paura di prendere fuoco da un momento all'altro. La mia abitazione è lì a 5 metri. La torrida estate catanese non lascia dormire sonni tranquilli. È partito alle 12.30 di questa mattina da Torino Porta Nuova il Sicilia Express, il treno speciale promosso dalla Regione Siciliana in collaborazione con Trenitalia per consentire il rientro dei siciliani residenti al nord in occasione delle vacanze estive ad un prezzo low cost. L'iniziativa si ripete dopo il successo di Natale e Pasqua, quando i biglietti sono stati esauriti in pochi minuti. A bordo attività di intrattenimento, musica dal vivo, degustazioni di prodotti tipici. L'arrivo a Messina, previsto per domani alle 10 circa. Il Sicilia Express ripartirà invece il 23 di agosto verso il nord Italia. Con questa notizia ci fermiamo, una breve pausa, ritorniamo tra poco con il calcio. Bentrovati alla TG Sicilia, ripartiamo con il calcio, con la Serie B, ultima amichevole del ritiro per il Palermo che vince 3-2 con i francesi dell'Annecy, formazione che milita in Ligue 2 tra i siciliani. Nel primo tempo hanno segnato poi Ampalo e Segre su calcio d'angolo di Augello, nel secondo Leduaron. Inzaghi ha impiegato anche gli ultimi due acquisti, Antonio Palumbo e Mattia Bani, che hanno scelto rispettivamente la maglia numero 5 e la 13. Le prossime due amichevoli del Palermo sono in programma il 6 di agosto al centro sportivo di Torretta con il derby con l'Athletic Palermo e poi il 9 agosto allo stadio Barbera per la sfida di lusso con il Manchester City. E adesso la Serie C, Catania in attesa della prossima ufficializzazione di Martic e Corbari. Parla Pieraccini, so come si vince, l'ho fatto 2 anni fa a Cesena con Toscano. Quando ha chiamato non ho esitato, ha detto Marco Carli. Il Catania, mattone dopo mattone, prende sempre più forma. Toscano fa sudare i suoi in un numero ridotto rispetto al ritiro dello scorso anno e con l'arrivo di rinforzi importanti. Sono già a Norce, manca solo l'annuncio ufficiale per Martic, ex Lecco, svincolato, duttile giocatore che può agire come mediano e come centrale di difesa, e Corbari, 5 gol in 39 presenze con la Virtus Entella promossa in Serie B. Insomma è un Catania che inserisce in organico giocatori che sanno vincere il campionato. Lo fa con gli interpreti esperti, ma anche con i giovani come Pieraccini, che ha trionfato con il Cesena di Toscano 2 anni fa. La mia esperienza più significativa e importante è, diciamo, che è la vittoria del campionato 2 anni fa col Cesena, con Toscano come allenatore. Intanto l'allenatore incomincia a strutturare la squadra. Arriverà un altro centrocampista e forse un altro attaccante, ma ci sono certezze importanti in attesa di vedere Martic e Corbari. Dini in porta, Ierardi, appunto Pieraccini, Celli con Di Gennaro in difesa, i 2 esterni Donnarumma e Casasola, Cicerelli insieme a uno fra Stoppa e Jimenez dietro forte, in attesa anche di Lolfini che ha girato a parte nelle ultime sedute. Pieraccini intanto spiega la sua scelta rossazzurra estiva. Il modo di lavorare del mister, che ha le sue idee chiare, che poi riporta sul campo. Alla sua chiamata per venire qua non ho esitato, ecco. Intanto è ufficiale l'addio tra il Catania e Montalto. Il club ha comunicato infatti la risoluzione consensuale del contratto con l'attaccante. Ancora una breve pausa, a tra poco con gli ultimi aggiornamenti. Amici di questo
Torniamo con il calcio, andiamo a vedere quali sono le situazioni che stanno vivendo sempre in Serie C il Trapani e il Siracusa nel servizio di Francesco Triolo. Trapani e Siracusa vivono due situazioni diametralmente opposte. A Siracusa la società è concentrata in questo momento sulla costruzione della rosa che dovrà affrontare la prossima Serie C. Gli azzurri infatti stanno effettuando una vera e propria rivoluzione. Oggi arriverà in città un nuovo acquisto, l'attaccante Giuseppe Guadagni, 23 anni, lo scorso anno al Sorrento. Nel frattempo gli uomini a disposizione sinora di Marco Turati stanno lavorando in sede. Oggi per esempio programmate le visite mediche. Solo una volta raggiunto un buon numero di giocatori il gruppo si trasferirà a Canicattini per una sorta ormai di mini ritiro. A Trapani la squadra è sicuramente più completa e difficilmente si potrà assistere a colpi in entrata se prima non verranno piazzati i giocatori che sono considerati degli esuberi. Dopo i 3 ceduti 2 giorni fa sono almeno altri 3 o 4 in questo momento. Uno di questi potrebbe essere esterno Daniele Liotti. Poi si opererà in entrate. Granata cercano sicuramente un difensore e un attaccante, ma potrebbe arrivare anche negli ultimi giorni di mercato sfruttando magari qualche occasione da categoria superiore. Intanto la squadra lavora ancora a Troina sotto la direzione del tecnico Totò Aroni, che continuerà a farlo sino a domani. Poi rientra a Trapani, un paio di giorni di riposo e la ripresa degli allenamenti dal 4 agosto a Valderice. E con questo servizio ci fermiamo, grazie per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento di serata.